Con il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, come si stanno comportando i veneti in questo periodo e a che punto siamo dell'emergenza? Diciamo che per rispondere alla seconda parte della domanda, diciamo che l'emergenza questa settimana avrà una settimana che darà l'indicazione anche del trend e quindi della direzione. E sono già 3 giorni di calo, sono già 4 giorni nei quali il numero dei dimessi è maggiore di quello dei ricoverati. Fino ad ora abbiamo ricoverato più di 3.000 persone, abbiamo ovviamente oltre 600 morti e in terapia intensiva in questo momento abbiamo 325 persone. Per quanto riguarda il comportamento dei veneti, direi che è eccezionale. Se abbiamo questi risultati lo si deve veramente al comportamento e al rispetto delle ovviamente prescrizioni, delle restrizioni. Se qualcuno non può vantarsi di questo è certamente chi non le ha rispettate. Un grande applauso va ai ragazzi e ai giovani che sono stati assolutamente formidabili e non finirò mai di ringraziarli. Che misure ci saranno per ripartire quando tutto questo sarà finito? Ricordiamo innanzitutto che la partita della riapertura non compete alla Regione, ma la legge prevede che sia il Governo, tanto è vero che il Governo ha fatto un decreto per chiuderle le aziende. Noi tifiamo perché si riaprano, ovviamente sempre che ci siano i presupposti di natura scientifica per riaprire e anche perché dobbiamo mettere in sicurezza la vita dei cittadini. Non possiamo permetterci un ritorno di questa emergenza in maniera importante. E dall'altro io immagino che sarà una ripartenza graduale, noi stiamo scrivendo un piano per la riapertura in Veneto, però è pur vero che tutto questo lo sapremo alla volta del 13, quindi al giorno di Pasquetta, il giorno nel quale scade il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi avremo ovviamente le risposte.